4 milioni di euro di ricavi non dichiarati tra il 2014 e il 2018 per un'evasione dell'imposta sul reddito pari a 1 milione di euro. La Guardia di Finanza ha contestato a una vetreria di Murano l'omessa dichiarazione, per cui il GIP del Tribunale di Venezia ha disposto il sequestro finalizzato alla confisca dei conti correnti fino a 1 milione di euro. 8 gli indagati, i 2 amministratori pro tempore della vetreria, il responsabile di un'agenzia di cambiavalute e 5 altri amministratori delle imprese coinvolte e dipendenti dell'agenzia di cambio. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano di Mestre. L'indagine rappresenta uno dei filoni dell'operazione Vetro Nero, conclusa dalle Fiamme Gialle a maggio 2018 con il sequestro di conti correnti, beni mobili e immobili per 7 milioni di euro nei confronti di 10 indagati, tra cui gli amministratori di 8 vetrerie di Murano e un cambiavalute, responsabili di una frode fiscale attuata mediante l'incasso delle vendite in nero di manufatti in vetro attraverso una serie di terminali POS formalmente intestati a un'agenzia cambiavalute complice. Seguendo il filone investigativo, poi le Fiamme Gialle di Mestre hanno individuato un'altra vetreria.